Buon pomeriggio e buon ascolto da Radio Libertà e dallo spazio più, lo spazio dei professionisti e imprenditori uniti, quella trasmissione che ormai conduco in prima persona da oltre un ventennio e chissà per quanti altri ancora, insomma, Dio piacendo, io sarò qua a frastornarvi di chiacchiere attraverso questo privilegio che Radio Libertà mi dà da tantissimo tempo. Allora, come tradizione da questa trasmissione si dovrebbe lanciare prima l'argomento e dopodiché lasciare libere le linee per consentire agli ascoltatori che vogliono intervenire in diretta. Ma quando mai l'abbiamo fatte ste cagate, Mimmo? Ma che sta di? Ma che sta di? Prima si bea, io sono il conduttore eterno di Radio Libertà, ma che sta di, Mimmo? Ti ha preso solo in faccia. No, non in faccia, in testa. Perché non si sente niente, cioè, sembra che stai parlando da un water di Cinisello Balsamo. Ma ce l'ho vicino il microfono, ce l'ho vicino, mo provo a cambiare. Non lo devi leccare, come faceva qualche signora. C'era il video meraviglioso di una signora nomade, ecco, Zingaro non si può dire perché sennò si offendono, che gira tra l'altro, che c'era il PM in turno, il chip che la invitava a parlare vicino al microfono, lei prendeva il microfono e se lo metteva tutto in bocca. Ecco, io non dico di arrivare a questi. E come faceva a parlare col microfono in bocca? Comunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è Federico lo Sparacazzate, quello che praticamente da oltre un decennio mi fa da stalker durante queste trasmissioni. Dovrebbe essere il mio co-conduttore e invece io mi sono allevato una serpe nel seno. Sì, va bene, detto dal conduttore eterno di Radio Libertà, non so se è un complimento, visto che penso che fallirà prima la radio. A proposito di questo, vi invito e vi ricordo che potete fare un'azione facilissima, tutto gratuita e anonima, cioè nel vostro 730, perché ormai fino a settembre, il periodo del 730 va da maggio a settembre, pensate come siamo cambiati i tempi, ridotti. Sì, l'Agenzia delle Entrate, pur di prendere qualche soldino, ha ampliato la finestra oltremodo e potete fare una scelta nel 2 per 1000 ai partiti politici di scrivere D come donare, oppure dromedario, dado, Truento in provincia di Torino, Domodossola, che invece è in provincia di Verbania, ecco, D 43. Sappiate che gran parte di quei soldini vanno a sostenere Radio Libertà, non vi costa nulla perché 2 per 1000 invece di essere destinato a Roma in pratica viene stornato alla Lega, che con quei soldini mantiene Radio Libertà accesa. Sapete che costa tanto. Abbiamo dovuto vendere le nostre frequenze FM, abbiamo dovuto dare via il canale sul digitale terrestre da dove ci seguiva il 98% dei nostri ascoltatori. Siamo rimasti con 5 ascoltatori e 13 conduttori, di cui 10 non professionisti. Tutto questo ha un costo, abbiamo anche registi da pagare che ormai se ne vanno perché a malapena di retribuiamo con delle scatolette di mangime per animali. Quando ce l'abbiamo, quando qualcuno ce lo spedisce. Saluto Natale che non so dove sia. No, oggi non c'è Natale, abbiamo con noi appunto Andrea che... saluto Andrea, che noi li salutiamo sempre i registi. Noi abbiamo rispetto di chi lavora in regia, ecco, c'è gente che invece ha la puzza sotto al naso e non lo dice, invece noi lo riconosciamo sempre, senza i nostri registi non potremmo andare da nessuna parte, ci piace ricordarcelo e ricordarvelo. E vabbè, vogliamo ricordare anche il numero per la chiamata in diretta? Sì, solo la diretta perché Mimmo non sa usare WhatsApp, quindi è inutile che ve lo dia. No, io non so né leggere né scrivere, perciò appunto vi do solo il numero della diretta, che è lo 02, fermola, italiani! Oh, faccio come Cruciani, la domanda di accompagnamento, solo che la moglie di Mimmo si è offesa perché gliel'ho richiesta io, allora abbiamo dovuto lasciare stare. Visto che lui non sa leggere, io non so scrivere, almeno ci accompagnavamo, in due una cosa la facevamo. Ci accompagnavamo a Vicenza, Federico. Tu lo sai che io domenica sono stato a Vicenza e assieme all'amico Nicolò Naclerio, che spesso è stato ospite nelle nostre trasmissioni, sono stato a Campo Marzio a visitare un mercatino dell'antiquariato, ma di questo ne parlerò dopo, durante la trasmissione. Vediamo il numero della diretta, Mimmo, dai. Sì, 02 92 94 72 22. 02 92 94 72 22. Ripeto, quello del WhatsApp
Ma sì, diamo anche quello del WhatsApp. No, beh, se lo do, perché... tante volte il regista, se legge lui i messaggi, me li può riferire. Natalia, per esempio, fa così, dato che io non so leggere. Andrea ha iniziato ieri, vuoi chiedere già queste ma cose? tu vuoi scherzare? Andrea è uno specialista delle trasmissioni, tu non sai quante regie lui conduce in giro da una parte all'altra di questi che sono le emittenti. Di votare una volta, no? Vabbè. Comunque il WhatsApp è 340 670 9659. Lo ripeto piano: 340 6709 659. Ecco, i numeri li abbiamo dati, o se qualcuno vuole chiamare può anche farlo, o se no invece comunque noi abbiamo diverse cose di cui parlare. Aspetta, però prima di darti la parola voglio salutare un caro amico che appunto sta nei cuori sia mia che di Federico, e si chiama Vito, per noi è Vituccio Santini, che appunto ha avuto un lutto in famiglia, è venuto a mancare il suo papà Ignazio, e appunto io voglio esprimere a Vito il cordoglio mio e di Federico e di tutta la nostra radio per questa grave perdita che l'ha colpito. Vito, siamo con te, coraggio. E dunque, allora adesso veniamo a noi, caro Federico. Tu è un po' di tempo che qua latiti. C'era uno dei registi che appunto dice: ammazza, Federico, è un sacco di tempo che non... Sì, dopo che ho lasciato un malleolo e la caviglia ho deciso ho ritenuto opportuno che forse era un po' meno importante la mia vita la radio, sai, come stare fermo 42 giorni, dolori, punture, eccetera, eccetera. Ho detto, pensavo che la tua vita aveva bisogno di meno pericolosità, perché scendere le scale di questa radio è un pericolo mica da ridere. Per me è stato fatale, ecco. Non solo mi hanno messo i freni, tentativi di omicidio, minacce, cause in tribunale, ci ho lasciato anche una caviglia e allora ho detto forse è meglio ripensarci. Comunque non è una radio per disabili questa, lo dico a malincuore, perché pensavo che lo fosse. Ma per una scaletta che c'è da fare, ma diventa una radio che... Scaletta, insomma, io ho ancora spero di fare le scale, di quella rampa di scale oscena che mi auguro venga spianata prima possibile. Tuttavia, se tu decidi di fare un bunker dove installare una radio, queste sono le conseguenze. L'unica cosa buona è che in caso di attacco nucleare forse uno su 5 si salva là sotto, però dai, facciamoci andare bene. A me manca sempre la vecchia sede in amianto di Radio Padania Libera, che invece era una sicurezza, e purtroppo sta là. Sì, perché c'era lo scivolo per arrivarci giù. Sì, c'era anche la rampa per i disabili come me, quindi là non ho mai rischiato di farmi male, né io né tanto meno Mimmo, che lui fa tutto il fenomeno, ma il primo disabile è lui. Sì, certificato, tra l'altro. Ha voglia, io sono l'unico certificato fra te e me, capito? C'ho la mia bella percentuale di invalidità, che però non mi serve a niente. Mimmo, ma io ho tutte le tacche, eppure sento la tua voce saltare, sai, a volte non è che mi perdo niente, però non lo so, evidentemente tu hai qualche problema. L'importante è che ascoltino bene, che sentano bene le ascoltatrici e gli ascoltatori. Non nessuno, Mimmo, poi se... Dici? Sì. Certo, abbiamo dovuto dar via tutto, in pratica ci è rimasto solo la radio DAB e la banda su internet, ma poi che la gente su internet faccia qualcosa di un po' più serio. Cioè che cosa? Che cosa secondo te? Si può andare su OnlyFans, no? Tanto non ci giriamo intorno. Quello fa la gente, va nei siti porno, internet l'hanno inventato per questo. Sto facendo una manovra, aspetta un po', così mi senti meglio? Sta facendo una manovra? Che manovra? Così mi senti meglio, ho cambiato il microfono, voglio vedere se con quell'altro si sente meglio. Mi senti? Può darsi, ma ti sei spostato anche tu o hai spostato solo i microfoni? No, ho spostato solo i microfoni. No, dovresti metterti anche tu in posizione migliore verso il microfono. Ecco, ce l'ho a portata di labbra. Perfetto, dai, secondo te, Andrea regista, a me il regista dice che si sente bene. Può essere che tu abbia bisogno di una visita dallo... Dica? Non abbiamo capito bene. Ora ti sento meglio, anche io ti sento meglio. Vabbè, da dove partiamo? Dalla novità dell'estate, Mimmo? Sì, dai, partiamo col tormentone estivo. Un giorno riuscirò, metterò anche il tormentone dell'estate, però a parte il tormentone dell'estate c'è una novità quest'estate di cui tutti stanno parlando, cioè il TFR per i neoassunti. Siccome sono tantissime le persone che hanno contratti
precari. Insomma, c'è una grande novità quest'anno che molti posteggiano. Insomma, il governo ha ammesso che se il neoassunto di qualsiasi contratto dal mese di luglio non destina il TFR ad altre destinazioni, va in automatico in un fondo. A fondo perso? A fondo perduto? No, va in un fondo, va nel fondo della categoria. Perché diciamo che tutte le categorie tranne una ce l'hanno, e non diremo qual è la categoria che non ce l'ha perché ci facciamo già una trasmissione il venerdì, però chiudiamo la parentesi. È una misura che è stata presa perché con il lavoro precario, insomma, sono tanti contratti che si fanno, Federico, fermo là. Federico, mi è venuta un'idea, visto che tu hai parlato appunto di una categoria che appunto a cui non va i problemi col fondo, il TFR e cose varie, che di cui parliamo il venerdì. Allora, al primo ascoltatore che ci telefona dicendo a quale categoria tu ti riferisci, noi gli offriamo un buono spese dal nostro pizzettaro, dal nostro fornaio preferito, che è Marun, il forno di Viale di Lombardia al 47 a Cologno Monzese. Il primo che ci telefona dicendo qual è la categoria a cui il comparto, noi gli diamo un buono di 20 euro da consumare presso il fornaio di Cologno Monzese, il mitico Marun, quello che puntualmente ci rifornisce di pizze, pizzette e panini vari. E noi appunto saluto Marun, che nonostante la temperatura proibitiva sarà sfornare dalle 3 di notte alle 8 di sera. E comunque, diciamo, è stata presa questa misura appunto per cercare di lasciare qualcosa ai giovani che un giorno, o chi ha tanti lavori precari, un giorno dovrà sulla carta andare in pensione, perché la pensione probabilmente non esisteranno più, però quantomeno quando sarai vecchietto ti troverai una specie di liquidazione, e non come ora che ti scadeva il contratto e dopo 6 mesi trovavi 600-700 euro di liquidazione. Molti dicono che è una manovra per favorire fondi privati. Sì, potrebbe essere. È una manovra per togliere il TFR alle aziende, anche, è una misura molto contestata, è vero, tuttavia chi è assunto può decidere dove destinarlo e come. Tuttavia questo automatismo è stato messo proprio per questo motivo. Il sistema pensionistico, così come non regge, non vi fate prendere in giro, è brutto dirlo da questa radio, possono fare tutte le Fornero che volete, forse l'unica maniera per farlo leggere è farvi lavorare fino a 90 anni. Se riuscite a sopravvivere, se uno campa fino a 90. Appunto. Attenzione, questo non è che chiamate e dite no, oddio, domani non mi arriva la pensione. No, la pensione vi arriva, state tranquilli. Tuttavia, siccome le persone che lavorano e lavoreranno sono sempre di meno, e tra un po' andrà in pensione gran parte delle persone che lavorano, che sono i cosiddetti boomer, cioè la generazione che ora ha dai 63-67 anni, per capirci bene. Poi insomma, tutte queste risorse, tutte queste persone che arrivano da ogni parte del mondo, tutta questa voglia di lavorare a quanto pare non ce l'hanno. 1, 2, non esistono più le industrie e quindi la gran parte dei lavori sono nei servizi, e al supermercato, a fare il corriere di Amazon si lavora un po' meno che a fare, si guadagna un po' meno che a fare l'operaio, e quindi i figli di questi boomer hanno stipendi ben più bassi, e quindi i soldini per pagare e mantenere tutto questo a lungo non ci sono. Prima o poi i nodi già ora stanno venendo a pettine, ma arriveranno ancora di più. Voglio dirvi solo una cosa e poi chiudo: 1 euro su 5 in questo paese vanno per sostenere il sistema pensionistico, è una cifra enorme, la più alta d'Europa. Siccome l'Europa ha deciso che ci dobbiamo riarmare, la Germania in questo sta facendo grandi passi in avanti, la Mercedes sta convertendo alcuni stabilimenti da automobili in fabbriche di armamenti, e sarà questo sempre di più in tutti i paesi d'Europa, Italia conclusa. Quei soldi, buona parte di quei soldi servono al riarmo, è una cosa che è stata già decisa, non da voi ovviamente, da nessuno che è stato eletto, ma da qualcuno la sua Bruxelles, e quindi sarà fatta e i soldi serviranno a quello. E sapete che più ci riarmiamo, più è alto il rischio di guerre, e basta che guardate in giro, ragazzi, qua non aspettano altro di tirarci dentro. Tu vuoi dire che la Germania, da essere produttrice della Volkswagen, la macchina del popolo, invece ricomincerà a produrre carri armati Tigre? L'Europa è indietro, cioè,
i cinesi prima facevano un sacco di cagate varie, le fanno ancora per carità, ora chiamerà la Repubblica Popolare Cinese Pantone, non è vero, noi fanno tutte cose per carità, però ora hanno iniziato a fare le cose seriamente, fanno prodotti di ottima qualità, in particolare con le automobili, cioè questi sono partiti che fino a 20 anni fa facevano le biciclette, ora fanno le auto che sono buone, costano molto molto di meno, sono più avanti di noi in tutte le tecnologie. E lo saranno sempre di più perché là lo Stato investe, non c'è la democrazia, quindi là quando decidono di fare una cosa la fanno, e insomma già ora le auto europee sono fuori mercato, in più l'Unione Europea dazi e cose non li mette e quindi buona parte dell'industria europea è destinata alla chiusura e l'unico modo per far lavorare le persone a quanto pare è fare guerre e quindi hanno deciso che noi dobbiamo fare la guerra per non mettere i dazi e proteggere l'industria europea, investire sulla ricerca, sulle persone, insomma, perché forse costerebbe pure di meno farlo, però hanno deciso diversamente e quindi buona parte dell'industria tedesca verrà riconvertita in quella. Si parla già di Germania, terzo esercito, qua e di là. Non so se sia vero o no, perché non è facile mettere su un esercito, però che i venti di guerra spidino sempre più forte. Ecco, voglio dire una notizia che ho letto, che è vera, e l'ho sentita anche nei media, l'ho sentita anche nei media mainstream, però molto defilata. Trump, come ben sapete, ha iniziato a bombardare l'Iran di nuovo perché si annoiava a quanto pare a Washington. Sì, è noiosa la vita a Washington, che è noiosa, la Casa Bianca, non vogliono mai cambiare colore, cioè se uno fa una piccola modifica architettonica gli fanno anche un sacco di storie. Beh, senti un po' cosa hanno combinato a Trump. Lui stava salendo sul suo aereo, lo chiamano e gli dicono: Donald, non salire su quell'aereo. Quell'aereo ha problemi, è stato umano messo. Trump scende dall'aereo e ne prende un altro. Allora, a quanto pare qualcuno voleva fare fuori Donald Trump. Ecco, e a quanto pare era una cosa interna agli Stati Uniti, cioè una manina interna americana ha sabotato l'aereo di Donald Trump per farlo fuori. Questa è una notizia che è andata ovunque. È stata riportata ovunque che Donald Trump ha fatto questa cosa simpatica, che è sceso da un aereo e ne è salito su un altro. Ora stanno cercando chi è stato, non so se lo troveranno. Il problema è che anche l'Iran ha dichiarato lo stesso, che insomma che il nemico numero uno, siccome Trump e Israele hanno ucciso l'Ayatollah Khamenei, pace all'anima sua, come dicono, gli scherzi, gli iraniani sono incazzati, lo vogliono far fuori. È che non vorrei, caso strano, che magari cade un aereo con Donald Trump, danno la colpa all'Iran, perché il giorno dopo l'Iran sarebbe raso al suolo. Un po' come è successo con Hiroshima e Nagasaki, cioè in pratica fanno partire quelle atomiche che finora sono servite solo come deterrenza alle guerre, perché ma tu immagina se l'aereo di Trump fosse caduto, ok? A chi avrebbero dato la colpa secondo te? Sì, non sono mica pochi quelli che si sono stancati di Trump. Sì, a livello interno, ma quando tu c'hai un nemico perfetto che è l'Iran, tu cosa fai? Dai la colpa a quelli. E tu insomma hai sentito questa notizia? No, questa notizia è stata riportata in tutte le TV. Ma va. Attenzione. Sì. Io ho un po' di giorni che non guardo la TV, non guardo niente, non riesco più manco a guardarla. Sento solamente la radio, però la radio puntualmente mi va a finire sempre su Radio 24, mi sento sempre la zanzara di Cruciani e Parenzo. Che è forse l'unica trasmissione seria in questo paese, il guaio. Poi sono bravi loro a far ridere, insomma, sono molto bravi. E piuttosto che appunto piangere sentendo le cagate che si sentono in altre trasmissioni, insomma io spesso e volentieri appunto preferisco lui. Addirittura stavo con un amico l'altro giorno, praticamente lo conosci anche tu Marco, è uno che collabora con noi ogni tanto, e praticamente dalla sua radio DAB eravamo in macchina, si passava da una trasmissione all'altra, praticamente era una zanzara non stop ed era veramente un divertimento, perché quelli almeno sanno come tirare la zappa sulla nostra radio, che è quello che già lascia a desiderare, e invitare i nostri ascoltatori a cambiare canale. No, non è vero. Che già lo fanno. No, non è vero. Fa conto che ci sono alcuni disturbatori seriali che chiamano Parenzo e Cruciani, ma chiamavano anche noi, cioè
Sì. Vabbè, no, là è diverso, non è che tu puoi chiamare, ti richiamano, Mimmo. No, alcuni li ospitano anche, ma tu calcola che io sono reduce da un viaggio appunto nel Lazio e anche in Molise, in Umbria, e praticamente ho alcune novità che scommetto che se comincio a parlare di quelle subirò di nuovo tante attenzioni, in particolar modo da un personaggio che appena lo nomini ti denuncia, perché appunto, però appunto ecco, ne parlerò in una delle prossime trasmissioni su quelle che sono varie porcherie, perché tu stavi parlando del fatto che appunto Donald Trump lo vorrebbero eliminare, no? No, hanno provato a eliminarlo. Sì, ed è uno. C'è la prova provata questo giro. Hanno provato insomma a far fuori, a sabotare, hanno sabotato l'aereo, però qualcuno gliel'ha detto prima che partisse. O tutte le fortune a lui gli capitano, Sì. Ti devo interrompere perché abbiamo un ascoltatore. Diamo subito la parola. Buongiorno, chi sei? Da dove chiami? Pronto? Buongiorno, chi sei? Da dove chiami? A te la parola. Pronto? Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Cara Lisetta, buongiorno, prego. Ecco, allora, sempre sulle carceri. Sì. Bisogna costruire nuove carceri, ragazzi, ci dobbiamo decidere. Ecco, perché dove fa scontare fino all'ultimo giorno pene ai trasgressori. Al contrario, secondo me si parla di aria fritta. Perché, ragazzi, non essendoci, voi lo sapete già, i dovuti spazi, i magistrati sono costretti a ricercare pene alternative, mi sembra, no? Oppure a valutare forme diverse di detenzione. Fermi tutti. Il martedì è una cosa, il venerdì è un'altra. E su questo lo dobbiamo sottolineare. 2, non è vero, perché chi i magistrati vogliono mandare in galera lo mandano e se ne strafregano che siano strapieni le carceri. E 3, purtroppo l'abbiamo documentato più volte, chi potrebbe fruire di misure alternative non ci va perché la magistratura di sorveglianza non le concede. E quindi qua chiudiamo la parentesi. Volevo terminare perché il problema carcerario per la sottoscritta è essenziale, dico io, nel sistema complessivo della sicurezza e nient'altro. Va bene. Io vi saluto tutti e due, buona giornata. Grazie Lisetta. Tutto vero, ma c'è il venerdì per questo. Poi il venerdì non chiama nessuno. Se qualcuno chiama Fellone lo aggredisce, no, chiamate venerdì, non le palle ad Antonio Fellone. È perché Antonio dice che tutto va bene, tutto tranquillo. Io in questi giorni sto leggendo da diverse parti che veramente è un macello, e non sono le torride temperature che abbiamo raggiunto in quest'estate, sono veramente dei problemi che si sono talmente tanto ingrossati e in effetti a rischio di un'esplosione, di un'implosione di quelle che sono le patrie galere, è una cosa che sta veramente all'ordine del giorno, perché d'altronde è quello che poi succede in tutte le strade, in tutte le città. Io leggo di situazioni appunto di degrado, di violenza, di insicurezza. In effetti la signora Lisetta c'ha ragione in questo senso qua. Io appunto dove mi giro l'altro giorno ho comprato ben 3 quotidiani del Veneto e su ogni pagina, a secondo del paese in cui appunto di cui interessava la pagina, c'erano descritte situazioni varie abbastanza. Hai sentito l'ultima della Procura di Perugia, poi andiamo in pubblicità, che la Procura di Perugia ha vietato ai giornalisti di indicare la provenienza geografica di chi è indagato. Perché opera di pregiudizio? Opera di pregiudizio quello? Non lo so, loro comunque dicono che non bisogna in nessun modo dire la provenienza di chi è indagato, a meno che non sia già pluripregiudicato. Indovinate il perché, ve lo lascio sempre là, non voglio dirlo perché poi si passa per... Però questa è la magistratura che la criminalità organizzata ha graziato con il referendum per ovvi interessi, perché bisogna dirlo, nelle zone in cui la mafia, la camorra e l''ndrangheta sono più forti, ha vinto il no. Questo ricordiamocelo, e io ve lo ricordo. E vabbè, e potremmo appunto usare il venerdì come trasmissione per chiedere che ci sia un ulteriore referendum. La vedo dura, non verrà mai più fatto il referendum, però abbiamo un'altra. Avrebbe potuto riformare la giustizia in profondità con leggi ordinarie, cose che non ha fatto.
Ormai la legislatura è finita perché manca pochissimo, poi si andrà a giudizio degli elettori e là il popolo sovrano deciderà da farsi. Vabbè, senti Federico, ci interrompiamo qualche istante per la pubblicità e poi riprendiamo. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, è sempre lo spazio Pio da Radio Libertà del martedì pomeriggio. Io sono... Sì, dica, prego. Tu mi vuoi bene? Un po'. Beh, venerdì prossimo non mi chiamare, perché? Favore. Perché? Non la voglio fare quella trasmissione, mi fa troppo male. Ma come? Non puoi dire così. Non la voglio fare. È una trasmissione che abbiamo creato assieme io e te. No, che hai creato tu, vorrei dire. No, non è vero. Non è vero. No, non è vero, va bene, mentiere. Perché? Perché non ti piace fare le trasmissioni da lontano, da remoto? Visto che ormai le ferie le ho quasi finite, sono gli ultimi giorni di libertà per me con la L maiuscola, volevo evitare il venerdì di massacrarmi, ecco, non me lo merito. Lascia il giudizio sul fatto se te lo meriti o meno, lascialo agli altri. Che fai? Pure, ti autoprocessi e ti autoassolvi? Chi è che lo dovrebbe fare? Io comunque venerdì lo spengo il telefono, poi tu fai quello che vuoi. E io ti denunzio all'ordine dei giornalisti, perché tu manchi a quello che è il tuo dovere deontologico attraverso la radio di diffondere le note di verità che appunto con lo strumento della stampa, sia scritta che parlata, uno appunto deve fare. Cioè la stampa, i giornalisti a questo servono, mica solo a fare il divertimento. Micio bau bau. Va bene, dai. Vedremo. Penso proprio di non, ma vedremo. Senti, tu dai luoghi dove appunto ti trovi, che notizie hai? Come si conduce? Com'è la vita in quei siti, in quelle zone in cui tu stai adesso appunto trascorrendo i tuoi giorni, i tuoi ultimi giorni? Mangio, bevo e dormo, ecco, sono in ferie e cerco di stare senza pensieri. Ho capito, ecco, mentre invece qua ogni giorno che passa problemi ce ne sono tanti, perché appunto a livello, io dove mi giro sento appunto chi si preoccupa per una cosa, chi si preoccupa per un'altra. L'altro giorno appunto, l'altra settimana quando stavo a Roma, mi sono trovato con diversi amici con cui abbiamo condotto battaglie importanti per la protezione del posto di lavoro di tante decine di migliaia di lavoratori autonomi, e appunto loro appunto mi dicevano, chi dal Veneto, chi dal Piemonte, chi dall'Emilia Romagna, chi dalla Campania, dalla Puglia, chi dal Lazio, appunto mi dicevano di quello che è un serio problema di riuscire appunto a portare
avanti le proprie attività. Certo è che con questi chiari di luna a livello internazionale, con quello che appunto è la situazione che c'è sia appunto in Medio Oriente che appunto anche nei paesi, in Ucraina e cose varie, insomma, tanti di questi appunto mi dicevano: noi abbiamo veramente il problema di riuscire ad arrivare sul luogo del lavoro con quello che sono i mezzi. Io stesso, che per esempio sono venuto su dal Molise quando è stato sabato, io per arrivare in Molise ho speso 50 euro, ritornando su ne ho spesi 70. Cioè, se da una settimana all'altra veramente ci sono questi aumenti di spese, veramente diventa veramente difficile, anche perché poi gli stipendi, come tu dicevi prima, sono già bassi, no? E poi se appunto all'improvviso aumentano i costi di quello che appunto è la benzina o il gasolio o il GPL, e di conseguenza aumenta tutto, aumenta anche appunto il costo del pane. E uno come fa, per dire, una famiglia a monoreddito, come fa ad andare avanti? Adesso sono problemi, però tu devi pensare che in Europa la nostra mitica Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha trovato la soluzione. Adesso, siccome l'aria condizionata costa troppo ed inquina, ha fatto spegnere tutto il palazzo. Usate i ventagli? I palazzi europei, tranne che il suo piano. Lei giustamente, siccome al vertice dell'Unione Europea, ha l'aria condizionata, e tutto ciò è meraviglioso. L'Europa è moderna e antica allo stesso tempo. Uno potrebbe dire che è medioevo, e invece no, è semplicemente Europa. Che meraviglia. Tu dici che sempre come il mondo è sempre rimasto sempre alla stessa maniera. Oggi è il 14 luglio dell'anniversario appunto della presa della Bastiglia. Sì. E chi è che c'era lì? Cioè, che era Maria Antonietta, che quando diceva: se il popolo ha fame, invece che mangiare... No, se non avete il pane, mangiatevi le brioche. Le croissant, non le brioche, le croissant. No, le brioche diceva, perché il brioche pure in francese. Ah, sì? I croissant sono di origine viennese, dovresti saperlo. Io mica so, non so né viennese né francese, io so pugliese. Vabbè, però se sei giornalista, cazzo, un po' di documentazione dovresti averla. Sono diventato un po' vecchio, ho le mie fonti giovanili che mi devono ricordare queste cose, e me le dovrebbero ricordare prima, Il croissant è una presa in giro della bandiera turca, una cosa che ora non si potrebbe fare perché è un simbolo islamico, c'è della mezzaluna crescente. Sì. E allora siccome insomma il mondo cristiano ha fermato l'invasione ottomana alle porte di Vienna, i pasticceri viennesi, per ricordare ciò, a prendere in giro i turchi, perché all'epoca si poteva fare, ora non si fa più, inventarono il croissant. Ecco, queste sono pillole di storia, di saggezza, appunto, che ogni tanto il nostro Federico Lo Spalacazzate distribuisce attraverso le frequenze di Radio Libertà. Radio Libertà, la nostra trasmissione, serve perché noi in effetti diffondiamo cose che altrimenti nessuno conoscerebbe, come per esempio vi stavo accennando di quelli che erano i vari lamenti, i vari gridi, le varie grida d'aiuto che appunto io ho raccolto a Roma nell'ultima riunione in cui appunto sono stato coinvolto, che appunto che è quella che riguarda la sopravvivenza di ben 160.000 lavoratori italiani e non, perché ormai nel settore si sono aggiunti un sacco di stranieri, e appunto mi riferisco appunto alla categoria dei venditori ambulanti, quelli che fanno i mercati sulle aree pubbliche, e appunto loro mi dicevano che appunto hanno sempre più maggiori complicazioni. Adesso sono venuto a conoscenza di altre problematiche. Tu prima parlavi appunto iniziato il tuo discorso parlando appunto del TFR, dei trattamenti che se uno non decide entro tot i suoi TFR vanno a fine su fondi privati, no? No, sul fondo di categoria. Sul fondo di categoria. O su assicurazione, spiegami un attimo. No, lo può decidere anche di destinarlo a un'assicurazione, però va dichiarata la cosa. Uno lo deve sapere. Tante volte in Italia noi abbiamo il problema che
generalmente... una minima informazione è stata fatta, però a livello social il governo non ha fatto una comunicazione sociale, non ha nemmeno, si fanno un sacco di spot un po' inutili, un po' idioti sui canali televisivi. C'era un certo Berlusconi che, siccome era proprietario di metà delle TV, ne faceva una marea quando era al governo, però non è tutto a posto, amici, chiudiamo la parentesi. Mm-hmm. Avrebbe voluto fare una serie di spot anche per spiegare agli italiani questa cosa qua, invece non è stato fatto. Potremmo inventarcelo noi uno spot. Quanto tempo abbiamo? Se per una volta pagano anche noi, invece di buttare i soldi e assumere i soliti amici, magari, lo diciamo al ministro Giuli, che lui ha assunto un sacco di amici al ministro della cultura con risultati assai scarsi, so che ha fatto fuori tutti quelli che c'erano prima perché non gli piacevano. Io quando vedo Giulia alla cultura mi viene in mente Goebbels, che dicevo: quando sento parlare di cultura metto la mano alla fondina. Mi dispiace, ma è talmente tragica l'esperienza del ministro Giulia. Fai un paragone che non può avere raffronti, perché Goebbels era il ministro della cultura, Giulia è stato un militante di Meridiano Zero, che era un'organizzazione di estrema destra, ma così, durata pure poco, insomma. Sia Mimmo Magnetta che il sottoscritto, che non siamo laureati, avremmo potuto fare meglio di Giuli, visto che siamo qualificati nella stessa maniera. Qua chiuso, poi la signora Meloni vedrà. Il problema è che appunto mancano 6 mesi alla fine della legislatura, si porta a casa un po' poco, un po' tanto poco. La fortuna è che dall'altra parte non sono messi meglio, anzi, però la sfortuna è che c'è una terza parte che sembra crescere molto nei sondaggi, che pungola e fa soffrire il governo. Mi dispiace dirlo, visto che non arriva il governo, ma gira voce che abbiano fatto una riunione urgente del governo per capire come fronteggiare Vannacci. Io spero che non siano vere queste voci, ma se questi bloccano un intero paese, si riuniscono per parlare come fronteggiare Vannacci, siamo rovinati. Quello ha iniziato ieri a fare politica. Io pensavo che chi era un po' più addestrato sapesse fare meglio. Guardate, è facilissimo governare a favore degli italiani e fare gli interessi italiani, e non dei soliti noti, cioè banche, Unione Europea, eccetera, eccetera. Secondo me, se chi a Roma si ricorda di fare questo, si va lontano. Se qualcuno se lo dimentica, nel palazzo è un problema. Mi dispiace essere critico, però ormai il tempo stringe, 4 anni e mezzo sono passati. Vabbè, queste sono cose che si sono create proprio da poco. Fa conto che comunque sia, poi trovarsi un nemico da contrastare è roba facile. Per esempio pure la sindaca di Genova, mi pare che Futuro Nazionale con Vannacci abbia organizzato un qualche cosa a Genova e c'è stata subito una rivoluzione, sono scesi in piazza appunto i soliti genoani antifascisti, come quelli al tempo di Tambroni, del primo governo appunto di destra, che fu fatto subito capitolare. Certi fenomeni vengono agitati più per nascondere quelle che sono problematiche più stringenti. Tu appunto l'altro giorno mi hai detto di non parlare di quello che sono gli argomenti che di solito trattiamo il venerdì, quando appunto c'è Antonio con noi, e cioè quello delle galere. Io ultimamente sto sentendo parlare di maggiore impegno appunto a costruire lavoro da chi appunto nelle galere ci lavora, ci vive come cappellano. Per esempio, io sono stato testimone di vari eventi portati avanti da Don Davide Maria Riboldi, che è il cappellano di Carcere Busto Arsizio, che questa è una persona che dal niente ha cominciato a dare lavoro a 48 persone. Ed è buono perché appunto questo pretonzolo è riuscito, creando dal nulla una cooperativa sociale, a far lavorare 48 persone. Mentre noi invece ci troviamo un governo, tu prima parlavi di Giuli, ma io per esempio faccio l'appunto, indico anche Urso appunto, che è ministro, una volta si chiamava MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ma si chiama MITINT, che non so manco più che cosa significa. Questo ha proposto un decreto in cui praticamente 160.000 ambulanti italiani rimanenti verranno fatti fuori in un lampo. Allora noi appunto abbiamo questo problema, abbiamo ministri poco competenti,
e ministri che proprio non capiscono proprio una mazza, pure che comunque sia mandano avanti azioni che invece che tutelare il lavoro lo fanno completamente finire. Già anni fa, io ricordai e sottolineai anche al ministro Calenda, all'epoca era lui ministro dello sviluppo economico, quello che appunto adesso dirige il ministro Urso, che gli ambulanti italiani significavano la bellezza di 4 miliardi e mezzo di euro in oneri fiscali all'anno, perciò non sono proprio bruscolini, no? Ecco, il problema appunto è che abbiamo dei ministri che tante volte si occupano di situazioni di cui hanno poca conoscenza. Tu prima hai citato No, Mimmo, io penso che sia diversa la cosa, sono ministri che sono succubi delle lobby e dici che lo fanno di proposito? Che vanno e dicono tu devi fare questo e o lo fai o lo fai, e quelli lo fanno, e questo, che mi dispiace dirlo, ma questo che accade. È un'esperienza, in questo ce l'abbiamo, Mimmo, ecco, senza fare nomi o cosa, c'è una certa categoria che questo insomma l'ha subito, e in tutto quello che si fa in questo paese funziona così. Eppure insomma basterebbe che i ministri andassero a sentire in Parlamento le varie commissioni quando convocano gli esperti, sono professori universitari o persone del mondo del lavoro. Una volta sei stato convocato anche te, se non erro, in una commissione a Roma, quindi ci sono tante voci che si possono ascoltare e comprendere, eppure questo i ministri non lo fanno quasi mai, preferiscono andare dietro alla lobby di turno, e questi sono i risultati. Diciamo le cose che sono come sono. O ai cattivi consiglieri, perché qua appunto si usa il termine lobby, quasi si dà una nobiltà a quella che sta a questa categoria. Sono proprio cattivi consiglieri. Cioè sono gruppi di pressioni, cosiddetti poteri forti, come li chiamava Pinuccio Tatarella. Questo è, loro agiscono, arrivano e finanziano le campagne elettorali, oppure fanno manifestazioni, intralciano, o si fa così o si fa così, punto. E questo è. C'era un sottosegretario che prima era in quel come posso dire, Ministero del Made in Italy, Ministero del Made, così si chiamano? Sì, che ora l'ha lasciato per andare a fare l'assessore in una regione molto popolosa e molto bella, che è uno dei responsabili della situazione, se non il maggior responsabile della situazione attuale degli ambulanti, dopo che insomma in campagna elettorale era stato promesso l'esatto opposto. Ecco. Sì, e non proprio dall'ultimo scappato di casa, insomma. Ecco, chi aveva offerto e chi si è dato, chi è stato disponibile nei confronti degli ambulanti è stato quello che è stato anche il nostro direttore qui della radio. Sì. E poi è proprio quello, sembra che quando uno va a Roma poi si perde nelle nebbie, che poi a Roma la nebbia non c'è, si perde nei fanghi o forse si perde nelle amatriciane, non lo so, qualche problema con la palude romana ce l'hanno tutti, tranne che è romano invece, la Meloni ci sta benissimo a Roma, lei è di Roma e quindi sa come muoversi, non lo so. Vediamo quali sono i frutti poi, però, appunto, perché si muove male, però, perché se sei circondata di imbecilli, ecco, questi sono i risultati. Mi dispiace dirlo, però quando penso a Giuli, quando penso ad altri ministri, il dubbio mi viene. Quando penso, dunque hai parlato adesso, ripeto, Giuli, il nome a me, quando tu parli di Giuli mi viene in mente Del Rio, è stato Del Rio che era il precedente ministro della cultura, ricordo ma no, quello era Franceschini. E Franceschini, quello che c'ha la moglie che è senatrice, anche adesso, che chi fa una cosa chi ne fa un'altra, o è Del Rio? Chi dei due, Franceschini o Del Rio? Non lo so, probabile, non lo so. Probabile che tutte e due abbiano sistemato la coppia più chic del Parlamento, che è Fratoianni e la signora Piccolotti, chiamati insomma la coppia Tesla, perché avevano una Tesla da 90.000 euro, però appena Trump e Elon Musk hanno vinto le elezioni, hanno venduto la Tesla con sdegno, e pensate un po' che Fratoianni è a capo di un partito che dovrebbe rappresentare l'estrema sinistra in Italia, ecco. Queste sono le coppie, che bello. Chissà come fanno fatica ad arrivare a fine mese tutti e due, però auguriamo buon lavoro, anche perché sono il futuro, il governo del futuro a quanto pare sarà composto da loro, a meno che insomma non succeda qualcosa di strano come tutti immaginano, ma nessuno ha il coraggio di dirlo, e quindi
Vediamo. E il povero Renzi dove lo metti tu? È sparito? C'è puzza di governo tecnico, Mimmo, diciamo le cose come stanno. C'è puzza che si sta facendo di tutto a Roma da una parte e dall'altra affinché nessuno vinca le elezioni e non scatti il premio di maggioranza, e quindi si fa un governo tutti dentro, che è una porcata a mio giudizio, però insomma io non sono nessuno per dirlo. Peggio del governo di unità nazionale all'indomani del sequestro e della morte di Aldo Moro, praticamente. Sì. Poi 11 anni ci sono stati, ti ricordi? O un certo Enrico Letta, un certo Mario Monti, Draghi, Sì. Gentiloni, te li ricordi? O ti devo fare no, li ricordo, anzi mi sono rimasti molto impressi, ma rimasto molto impresso quando chi era che nominò Monti, che era ancora napolitano, Re Giorgio, che nominò Mario Monti senatore a vita la sera e la mattina appunto lo nominò presidente del Consiglio. Ma è la stessa manovra che Mattarella ha fatto con Mario Draghi, senza nominarlo senatore a vita perché aveva già finito tutti i posti. Purtroppo Mattarella, quello è siciliano, i siciliani sono generosi, appena c'è un posto subito lo occupano. E sicuramente sono anche competenti, fanno proposte che non si possono rifiutare. Perché? Ecco, Renzi ha fatto vedere il povero Conte a cui brucia ancora il culo, questo pensa che a tutti lui darebbe via la madre pur di tornare a Palazzo Chigi, e si nota, insomma, lo fa trasferire da ogni poro. No, Porro non c'è. No, da ogni anche se da Porro ha fatto una figura barbina, perché a quanto pare, insomma, ha fatto delle strane gare dove sono state pagate delle mascherine che non erano nemmeno omologate un occhio, insomma, però tanto erano i soldi degli italiani, chi se ne fotte. Poi giustamente la magistratura in Italia appende tutto da una parte, così sembra, non è stata aperta nemmeno un'inchiesta. Tuttavia, ecco, forse una delle poche cose buone che ha fatto questa maggioranza di governo è fare una commissione che indagava sul Covid, ed è emersa questa cosa qua, anche se Conte nega. Però non pagherà mai per quello che ha fatto, giustamente, perché ha scelto la parte giusta Giuseppe Conte. E le mascherine abbiamo pagate noi. Peccato, chi si è arricchito. E così siamo alle solite. Siamo alle solite perché praticamente in Italia è sempre così. C'è sempre chi lo dà e chi lo piglia. Sempre una parte può fare questo, se lo fa l'altra parte succede il finimondo. C'è una parte che può fare palazzi abusivi a Milano, può costruire in deroga e cementificare qualsiasi cosa e non farsi pagare 220 milioni di oneri di urbanizzazione. Chissà cosa sarebbe accaduto se c'era un'altra parte del governo di Milano. Non lo sapremo mai. Prima avevo accennato del mio viaggio a Vicenza, dell'incontro con Nicolò Nacleri, del fatto che appunto ero stato al mercatino dell'antiquariato che si svolge ogni 15 giorni a Campomarzo, che è quel pratone che sta davanti alla stazione di Vicenza, e praticamente appunto mi parlavano di alcuni lavori che il sindaco Possamai ha cominciato a far completare, che però appunto in pratica erano stati ideati, pensati, studiati e progettati appunto dal governo precedente. Cioè, se qualche cosa appunto di buono a Vicenza stanno facendo adesso, è perché appunto aveva il lavoro fatto dal sindaco Rucco, sì. E però appunto in pratica l'organizzatore di questo mercato dell'antiquariato, che mi è stato presentato appunto da Nicolò Naclerio, che è il consigliere comunale capo della maggioranza, il più votato di Vicenza, appunto me l'ha voluto presentare, e praticamente mi stavano dicendo che tutto quanto di buono era stato fatto nell'amministrazione precedente è stato proprio azzerato. Praticamente io ho avuto modo di poterlo constatare con i miei occhi, tutti i vari non è tutto, Mimmo, il peggio deve ancora venire, perché il fenomeno di Possamai, del sindaco Possamai, non si è presentato alla riunione per il progetto esecutivo dell'alta velocità a Vicenza. In pratica è passato il progetto che sventrerà Vicenza in due, e lui non l'ha mandato nessuno, e ora insomma sta piangendo dal ministro Salvini affinché solo il ministro, il sottosegretario alle infrastrutture, può intervenire per fermare tutto e rimettere tutto in gioco. Io so che è la mia città d'origine, però se fossi il ministro Salvini non interverrei, proprio apposta, perché visto che sono degli incapaci e che non si presentano nemmeno nei tavoli che contano per difendere la loro città, è giusto che i cittadini vedano la loro incapacità e quindi
che Vicenza subisca lo sventramento per i lavori e il progetto più impattante. Mi dispiace dirlo, però se i vicentini hanno votato un incapace del genere è giusto che se lo tengano con tutte le conseguenze del caso. Però può essere dare dato un consiglio, ministro Salvini, pensa agli autovelox, Matteo, pensa a tutto altro. Vicenza lasciala stare, che ci pensa possa mai, è il PD. Sì. Però se questi sono capaci comunque, che tutti i problemi sono tutti capaci di prenderli e imputarli a chi infatti quello che sta facendo il fenomeno, sta dicendo no, è colpa del ministro Salvini, lui deve qua. Non è vero, non ci sono presentati. Il vecchio sindaco di Vicenza ci andava sempre, guarda caso. Come la sicurezza, no? Ci sono fenomeni che dicono, che piangono sulla sicurezza, poi sapete che i sindaci di sinistra non chiamano nemmeno il prefetto quando ci sono problemi e non fanno convocare nemmeno il tavolo per la sicurezza, dove si può concordare con le forze dell'ordine presenti nel territorio delle ronde, dei pattugliamenti, chiedere più uomini. Ecco, i sindaci di sinistra questo non lo fanno mai, perché per loro la sicurezza non è un problema. E c'è qualche fenomeno, ma il governo, se l'ente locale però non chiede, non si interessa, se i sindaci della sinistra sono uno più incapaci dell'altro, non piangete. In questo caso Vicenza avete voluto sto soggetto, ora ve lo tenete, ed è giusto che malgoverni la città. Mi dispiace dirlo, ma bisogna prendersi anche la responsabilità di subire il governo che la gente ha votato. È una cattiveria? Può darsi. Tuttavia Confindustria, Caritas e CGIL hanno voluto e spinto questo per Vicenza, è giusto che i cittadini di Vicenza vedano quello che hanno prodotto. È un po' come quello che è successo a Milano con Beppe Sala, che sta combinando un disastro appresso all'altro, e appunto i cittadini milanesi ne pagano le conseguenze. Speriamo che il governo ha fatto bene a non fare il governo a non fare il decreto salva Milano, perché sarebbe stata l'ennesima porcata. Io non so chi è che si è messo di traverso per dire no. Mi dispiace per le famiglie che sono bloccate con gli appartamenti, però la porcata è stata fatta e qualcuno a Milano le deve rispondere. Non è possibile che arriva sempre il governo a metterci la pezza. Ecco, questo non è né federalismo né autonomia, se è così. E apprezzo la scelta del governo. Mi auguro che pure per il caso di Vicenza non intervenga. Noi glielo abbiamo sottoposto attraverso questa trasmissione, glielo sottoporremo anche di persona appena lo cucchiamo. Se poco poco mi capita di incrociarlo, oppure mando il nostro mitico Tony F, che ogni 2 per 3 lo incontra. No, ma Tony F dovrebbe pensare al suo di comparto, che è disastrato, non solo suo, ma quello di 34.000 donne e uomini, che va di male in peggio, e anche là è stato fatto molto poco, purtroppo. Tuttavia la legislatura è finita e chi deve rispondere ne risponderà. Sì, vabbè, senti, siamo al termine del nostro tempo. Io ti ringrazio per il tuo intervento, che apporta sempre note di sapienza, di conoscenza. Ma la vernacchia è mia. Vabbè, ok, dai, ci sentiamo martedì prossimo. No, venerdì. Venerdì. Io mi sono stancato di fare le trasmissioni per quel settore. L'hai voluta tu, Mimmo, pedala. No. Pedala, Mimmo, pedala. Sì, io devo ristabilire i giusti equilibri, però insomma. Se no chiamo Possamai, che fa chiamare Salvini e ci pensa lui. Vabbè, dai, grazie Federico, grazie a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Io, Mimmo Magnetta, appunto, vi saluto e vado a fare la raccolta di fichi, perché io qua in questa radio vengo, perché qua appena fuori dagli studi c'ho il mio fico, c'ho il mio fico nero, io vado lì e mi vado a raccoglierli, perché questa... Dai, che ci sono quelli che devono fare la trasmissione dopo. Ciao. Buona Federico. Serata a tutti. Buona serata a tutti quanti e proseguite ad ascoltare le trasmissioni di Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.